E buongiorno a tutti amici di Matto Scacco e benvenuti in questa nuova puntata del Non Migliori, perché in questo format andiamo ad analizzare gli account di alcuni miei amici su chess.com e cercherò di dare la mia personale opinione e cercare di trovare quei punti, quegli spunti, quei consigli da dare a questi giocatori che possono migliorare. Ovviamente andrò a cercare giocatori con un elo inferiore al mio affinché io abbia qualcosa di sensato da dire e in questo caso il giocatore che ho scelto è Highlander 1995 con un punteggio che si aggira circa ai 1560-1550. Siamo su quella fascia di punteggio, sicuramente potrà essere d'aiuto questo video a molti di voi. Vi ricordo che questo è l'ultimo giorno del Black Friday, quindi se volete approfittare di acquistare in sconto il 30% i corsi di scacchi sull'Accademia di Matto Scacco, lascio il link in descrizione, il codice sconto è BLACK30 tutto maiuscolo. E andiamo a vedere. Allora, aprirò un po' di partite. Apro questa, persa, questa vinta, questa vinta, questa vinta, questa persa, questa persa. Vai, le ultime 5. Sono partite molto corte, parte la prima. Allora, il nostro amico in questione gioca con i neri. Tolgo le varianti, non voglio vedere niente, voglio parlare come essere umano e dire anche gli errori che direbbe un essere umano. G3, apertura del bianco, apertura un po'... però va bene tutto, va bene tutto. Il bianco può fare qualsiasi cosa, è il nero che deve stare attento a quello che fa. Il nero giustamente controlla il centro. Allora, attenzione, secondo me non è sbagliata, cioè non può essere sbagliata, non è sbagliata, ma attenzione, per esperienza, dato che io sono un fianchettaro per eccellenza, attenzione che in genere questo alfiere qui merita una discreta attenzione, quindi quanto prima per giocare contro questo alfiere un C6 o magari se proprio sono un cacassotto potrei giocare anche E6, però E5 non è sbagliata. Callo C6, ripeto forse C6 per giocare sempre contro questo alfiere. Tu dici ma che cosa fa sto alfiere? Va qui, viene mangiato dalla donna, viene qui, viene mangiato dall'alfiere. Sì, ma tu devi mettere in conto che le cose durante la partita cambiano e quindi io inizierei a giocare contro quell'alfiere lì. Ripeto, sono tutte mosse ottime queste che sta facendo il nero, sono ottime. Ehm, ecco, attenzione, forse inizia a essere un po' meno ottimo alfiere di 6, credo che stava meglio in E7 o in C5, poiché due ragioni, in D6 va a sbattere contro questi, quindi ammesso che il nero riesca a fare questa spinta, questo alfiere non ha comunque una buona diagonale. In C5 avrebbe avuto sicuramente una diagonale migliore. In E7 sarebbe stato meglio che in D6. Tu dici, com'è possibile che in E7 sta meglio che in D6? Sarebbe stato meglio perché da D6 ostruisce il controllo della donna su questo pedone. Vi ricordate il famoso alfiere? Quindi vedete come già con qualche mossa la situazione cambia molto, no, all'interno della partita. Ripeto, non sono errori, ma ok, H6, questa è una perdita di tempo, ecco, questo lo devo dire a grande voce, perché tantissimi studenti anche dell'Accademia fanno questo errore qui. Allora ragazzi, quando il vostro avversario imposta il fianchetto, si ritrova ad avere una struttura pedonale di questo tipo. E se voi avete paura delle inchiodature d'alfiere, perché uno che gioca una mossa H6 è perché ha paura delle inchiodature d'alfiere, dovete sapere che quando il vostro avversario gioca il fianchetto non potete aver paura delle inchiodature d'alfiere. E volete vedere perché? Vi faccio vedere. Ora qui il nero gioca H6, errore, perdita di tempo. Facciamo conto che il nero giocava una mossa qualsiasi come il Rocco, no? Oh cazzarola, così mi arriva l'inchiodatura d'alfiere. Ma tu sei sicuro che questa inchiodatura d'alfiere sia fastidiosa? Perché, per esempio, giochi H6, dove va questo alfiere? Va qui? Qui perde un pezzo. Ok, sì, puoi sacrificare il pezzo per due pedoni, tutto quello che vogliamo, ma perdi un pezzo. Guarda la barra lato del nero, perdi un pezzo. Quindi ricordatevi che quando il vostro avversario ha la struttura del fianchetto non ha la classica ritirata in H4 dove ci rompe comunque le scatole, quindi è costretto a indietreggiare da qualsiasi parte, a casa, qui, da dove volete. E quindi non ha senso che lui venga ad inchiodarvi quando ha la struttura del fianchetto, perché non ha la classica ritirata fastidiosa in H4, ok? Questo deve entrare veramente bene in testa. Invece andiamo a vedere com'è andata la partita. H6 per evitare questa, ripeto, perdita di tempo. Si poteva arroccare, per esempio, a Rocco.
Bella, questa mi piace, mettere un attacco a raggi X contro i pezzi avversari è sempre cosa buona e giusta. E ora il nostro amico, come vedete, l'avversario del nostro amico gioca al cavallo di 2 per iniziare a dare vita a questo alfiere. E forse, perché quando tolgono i cavalli c'è solo due ragioni: o vuoi dare spazio a un pezzo o vuoi spostare il pedone. Quindi forse vuole anche cercare di liberare questa torre, vedendo l'alfiere in F5 che è sospeso. Ragazzi, che cosa sono i pezzi sospesi? Sono quei pezzi al centro della scacchiera non difesi da nessuno. I grandi giocatori non lasciano quasi mai i pezzi sospesi. Quindi una delle prossime mosse che farei se fossi il nero è alfiere G6. Che cosa fa alfiere G6? Nulla, ma mette l'alfiere difeso dal pedone F7. Io non voglio avere pezzi in mezzo alla scacchiera che se me li dimentico li perdo. Io devo avere tutto sotto controllo. Donna di 7, ottimo. Oh, non c'è più il pezzo sospeso. Metto in comunicazione le torri. E qui arriva la manovra di sfianchettamento. Questa manovra si fa quando si vuole attaccare l'avversario. Noi sappiamo che questa struttura con l'alfiere di fianchetto dentro è molto forte e difficile da attaccare. Con la manovra dello sfianchettamento tutto ciò non arriva più. E il bianco utilizza la manovra dell'antisfianchettamento. È stato molto bravo, perché ora l'alfiere è rimasto qui. Torre F va in E8, spinta. Qui secondo me si chiude un po' il centro. Sia che catturi che spingi, qui si chiude un po' il centro. Vediamo cosa fa. Arriva il cavallo e lo sapevo che il nero avrebbe fatto questa mossa, lo sapevo. Dobbiamo fare alcune considerazioni. Allora, noi sappiamo quasi sempre che universalmente l'alfiere vale un po' di più del cavallo. Se prendiamo alcuni libri di teoria degli scacchi, al cavallo danno 3 punti, all'alfiere 3,25, 3,15 punti. Quindi possiamo dire che l'alfiere vale un po' di più del cavallo, ma è sempre così? La risposta è no, perché dipende dalla posizione in cui ci troviamo. Io credo che in questa posizione noi avremmo potuto tranquillamente farci catturare l'alfiere, perché se vado a vedere adesso l'utilità del mio alfiere, a me sembra un pedone un po' cresciuto, cioè è all'interno di una catena pedonale dove se vai in E7 ed intralcio la torre, in F8 per carità è una buona casella ma ha solo un ruolo difensivo, in C5 la casella C5 potrà aprirsi, dopo per esempio cattura si aprirà una buona diagonale sicuramente, però forse area B4, B5, A4, 5, non lo so, io me lo sarei fatto catturare, non avrei avuto paura di andare via, ma non credo sia un errore, però l'importante è sapere quando perdere un pezzo oppure no, quando cambiare un pezzo oppure no. Arriva B5 che manda via momentaneamente il cavallo, arriva questa mossa. Allora, qui è un momento abbastanza critico della posizione e bisogna capire un po' di cose. Allora, quello che vedo, analizziamo la posizione come la vedo, non com'è, ma come potrà essere. Io vedo che l'unico gioco del bianco sta nella cattura di questo pedone e nell'attaccare questo pedone debole. Poiché dopo la cattura qui si viene a creare quello che è un pedone arretrato, si chiama, cioè un pedone che non potrà essere spinto, perché questa casa io la controllo miliardi di volte con il pedone, la donna e il cavallo. Poi ci metto un'altra torre qui e questo pedone mi sa che anche cade, potrà anche cadere tranquillamente, o comunque questa casa diventa un ottimo avamposto per i miei pezzi, tutto quello che vogliamo. Questo è il gioco da fare. Attenzione però, nel momento in cui io cambio, quello che anche vedo è che questa diagonale c'è sempre. Quindi magari ti arriva un D4 un giorno, sparo, faccio un po' di mosse a caso, a parte qui perde, però giusto per farti vedere come può cambiare la posizione. La posizione può cambiare veramente molto velocemente, quindi ripeto, questi attacchi a raggi X devono essere presi in considerazione. Qui il nostro amico gioca a cavallo G4, che sicuramente è una mossa di attacco che fa abbastanza paura, e forse serve anche a spingere F5 per far uscire la donna, però attenzione che se spinge F5, come dicevamo, attiviamo il suo alfiere dopo i cambi. Quindi se l'idea è di fare uno zigzag e portare la donna a attaccare F2, ti dico che questo piano, benché è sempre meglio avere un piano che non averlo, questo piano non serve a nulla, perché io ho impiegato 3 mosse per arrivare con la regina lì e col cavallo lì, e
quando lui può giocare tranquillamente una qualsiasi mossa per difendere, non so, gioca cavallo B3 e con la regina difende F2, è finito il mio attacco mortale, quindi non lo so, non mi fa impazzire questo piano, se è questo il piano, poi magari scopriamo che il piano del nero è un altro. Ok, vuole portare la torre, credo che la voglia portare in F6. Esatto, quindi il piano è un sottile attacco a raggi X su F2. Ok, ci può stare perché la donna in realtà non difende F2 contro il cavallo e la torre. Vediamo un po' come si evolve la situazione. Ok, qui arriva un'ulteriore difesa, forse qui c'è qualche tatticismo, vediamo, situazione molto complessa. Qui c'era la barra del nero, c'è qualche colpo tattico? Perché qua sembra che il nero abbia, vediamo cosa dice il motore a questo punto. Dice D per C3. E su una mossa come questa, che cosa accade? Ok, donna per D3. Sì, comunque sempre l'attacco su questo punto debole. Ok, c'era l'attacco su questo punto debole. Invece il nero non la gioca. Ok, qui perde addirittura del materiale. Perde del materiale e niente. Come vedi, il nero non ha le idee chiare. È riuscito a creare un po' di pressione su F2, però non trova il punto chiave della situazione, che è questo pedone D3. L'avevamo detto all'inizio, è il pedone arretrato. Ragazzi, studiate le strutture pedonali, sono fondamentali. Loro vi dicono i piani di gioco, le strutture pedonali. Qui, secondo me, l'attacco del nero svanisce. Qui si poteva forse catturare questo cavallo. Qui, secondo me, l'attacco del nero svanisce fra pochissimo. Ok. Ok, vediamo cosa succede qua. Ok, partita complessa. Ok, arrivano un po' di cambi, semplificazioni. C'è sempre questo attacco su F2. C'è anche però il grande vantaggio che ci aveva il nero, adesso non ce l'ha più. Aspetta, cosa è successo qui? Allora, qui c'è il cavallo che è minacciato. C'è il cavallo che è minacciato e il nero che gioca torre. Bella, ah ok, ha senso. L'idea è che se la regina cattura arriva a scacco matto in 2 mosse. Quindi arriva invece il cambio dei cavalli. Torre qui, forse c'era di meglio. Forse con uno scacchino qui si poteva ambire a più. Scacchino seguito ma magari da torre che scende. Arriva in qualche modo il matto. No, non piace questa linea al motore. Che cosa c'era qui di meglio? Vediamo se la riusciamo a trovare. Vediamo cosa dice il motore qui. Dice torre B2. Ah, torre B2. Torre B2. Cade il punto F2. Bella. Sì, c'era questa. Arriva a torre C3 e niente, qualche... Ok, questa... Cosa succede? No, qui ha perso. No, alla fine si è preso matto. Ok, credo un'eccessiva distrazione. Attenzione ragazzi, quando lasciate la prima traversa scoperta o l'ottava traversa scoperta del vostro re, possono capitare sempre cose molto spiacevoli. Ma infatti, porca vacca. Peccato. Vediamo quest'altra partita. A sto giro siamo i bianchi, togliamo sempre le linee. Ok. Allora, D4, D5, gambetto di donna, difesa classica per il nero, difesa slava, semislava. Ok, allora diamo un senso a questa mossa. Allora, H3. Perché il bianco ha giocato H3? Il bianco ha giocato H3 poiché su cavallo H5 il bianco può avere questo tipo di ritirata. Però attenzione ragazzi, attenzione, questo è vero che esiste questa manovra, ma attenzione perché qui probabilmente prima o poi, non subito, perché non lo può fare, ma io credo che qui il nero prima o poi metterà l'alfiere in D6 e chiederà un cambio degli alfieri. Quindi se giochi H3, fai fare una mossa a caso, giochi H3, faccio un'altra mossa a caso, e ti arriva alfiere D6, devi andare poi in G5, alfiere qui, non lo so, vabbè.
Un eccesso di prudenza secondo me questa H3. Ripeto, sbagliata non è, però un eccesso di prudenza. Alfiere B4, attenzione che arriva un po' di inchiodature, ora si minaccia anche cavallo E4, nulla di trascendentale, si può parare con torre C1, con donna C2, nulla di che, arriva a 3 e qui il nero cambia il suo alfiere forte per creare questa struttura pedonale che sicuramente non è buona per il bianco, ma il bianco adesso ha la coppia di alfieri e il nero si ritrova con l'alfiere cattivo e c'ha tutti i pedoni sul bianco. Sì, io preferirei essere il bianco in questa situazione. Arriva il cavallo che attacca a questo punto debole, può arrivare anche la regina che attacca in A5, donna C2, arriva l'altro cavallo che attacca qui, e 3, arriva finalmente l'attacco doppio qui sopra, torre C1 l'unico modo, ma credo che cada ora a 3, ok? La posizione è comunque ottima per il bianco, benché il nero è in vantaggio di materiale, il materiale non è tutto, esiste anche lo sviluppo e se guardiamo lo sviluppo, i pezzi del bianco, adesso arriverà anche alfiere di 3, sono molto più attivi. Qui c'è un alfiere che non gioca, una torre che non gioca e una torre che non gioca. Cattura. Che brutta mossa, che brutta mossa. Perché questa mossa fa andare totalmente la barra qui a lato in un'altra direzione? Qui occorre giocare alfiere di 3, così se è il nero che cattura perdi un pezzo secco. Ma, giusto? Perdi un pezzo secco così. Perché la barra non mi dà... Ah no, ok, perché poi perdi torre C1, ok, scherzavo. Comunque qui la mossa da giocare era alfiere di 3. Alfiere di 3 perché non bisogna avere paura della tensione. Non bisogna avere mai paura della tensione. Quello che vedo è che spesso quando ci sono dei pedoni che si guardano per troppo tempo si cattura senza capire bene il perché. Nel momento in cui catturi, pensa a che cosa fai, come può catturare. Adesso non so in partita che cosa ha catturato, se ha catturato di cavallo, ha catturato di pedone, con quest'altro pedone, però vediamo che cosa è andata in partita. Esatto, se il nero cattura in questo modo, libera diciamo la diagonale all'alfiere, un alfiere che prima era chiuso. Alfiere di 3, a rocco, H6, anche qui forse un eccesso di prudenza. Qui qual è il piano di gioco dei giocatori? Allora, intanto il nero deve portare questo pedone in promozione, ha già un pedone passato, quindi non deve crearsi il piano. Ragazzi, è vero che nei finali i pedoni vanno spinti per andare a promozione, ma talvolta anche nel medio gioco. Qui siamo alla mossa 14, ma mi sembra ovvio che il piano di gioco del nero non sia quello di cercare di dare scacco matto con manovre di cavalli, alfieri di qui, ma è quello di portare avanti questi pedoni, mettere torri dietro e andare a promozione. Questo è il piano di gioco del nero, perché la cosa più facile da fare in questo momento. Il piano di gioco del bianco credo che sia togliersi quanto prima un pezzo da qui sopra. Adesso non so se con cavallo D2 ed F3 riesce a ottenere qualcosa, ma sicuramente qualcosa secondo me si può fare. E in più andare a combattere in questo modo spingendo in C4. Spingi in C4, magari non lo so, bisogna ragionare, però credo che la spinta in C4 vada fatta e credo che bisogna giocare anche contro questo pezzo. Quindi non so, un cavallo di 2, magari provare a intrappolare la donna, no? Dopo C4, C5 già vediamo che la regina ha poche case dove ritirarsi, no? Quindi magari poi dopo un torre qui, donna B4, l'altra torre qui, non so, o intrappolamento della donna dopo C5 o comunque cercare magari di creare veramente qualcosa di concreto qui sopra. Tanti altri grandi piani per il bianco al momento non mi vengono in mente. Sicuramente ci sono, ma non mi vengono in mente. C4, giusto? Torre. Qui arriva il cavallo che attacca, il nero si ritira. E come vedete il nero non ha trovato il giusto piano e il suo vantaggio si è rovesciato. Si è rovesciato il vantaggio. Qui il nero scopre troppo il suo re con queste spinte di pedone. Qui avanzano questi pezzi, ok, domanda, ok, vado talmente veloce che mi perdo delle robe, ok, e adesso il bianco che addirittura spinge il pedone, esatto, questo pedone è fortissimo perché è tenuto dall'alfiere, questo credo che ora cade, però se cade questo cade anche questo,
Allora, il bianco ha un vantaggio di materiali di più 3, quindi il modo più facile per vincere in questo momento credo che sia con donna C6. Credo che sia con donna C6 chiedendo un cambio delle donne. Ok. Ma qui un pedone secco perso. Attenzione. Ok, c'era questa difesa. E questa è peggio però. Questa in effetti è peggio. Perché puoi mettere davanti l'alfiere, ma poi perdi anche la donna. Ok, bella partita. Come vedete, la partita si è girata varie volte nel corso del videogioco perché il nero non ha trovato subito il piano giusto da giocare, quindi si è poi ritrovato a subire. Vediamo quest'altra partita sempre giocata con il bianco e 4 a sto giro, una partita spagnola, cattura di 3, ok, va bene, la struttura pedonale è solida, gli è rimasto solo l'alfiere, quello giusto. A questo punto sì che ha senso fare H3, ha senso perché questa inchiodatura a questo punto della partita dà fastidio, soprattutto perché non c'è l'alfiere 2, no? Da poter interporre tra il cavallo e la regina. L'alfiere qui va bene, forse il cavallo in C3. Allora, noi partiamo sempre dal presupposto che il cavallo sta sempre meglio in C3 rispetto che a D2, però se il bianco ha giocato cavallo D2, credo è perché magari vuole spingere il pedone in C, perché altrimenti lo metteva direttamente qui. Vuole spingere il pedone in C per magari spingere in D e combattere sul centro. Ok. Ora ovviamente questa spinta non si può fare perché altrimenti si perde il pezzo. Ok. Fammi capire che cosa fa il cavallo qui, perché si attacca questo alfiere, l'alfiere ritorna, l'alfiere viene difeso. Ok, ti puoi prendere l'alfiere, diciamo. Dopo torre B8 ti prendi l'alfiere. Ok. Ok, va bene. Analizziamo adesso la situazione. Sicuramente preferisco il bianco, perché il nero, come vedete, ha questo alfiere intrappolato tra i suoi pedoni e ha un sacco di buchi sulle case chiare. Sono un sacco di buchi interessanti, quindi la prima cosa che mi verrebbe in mente è capire qualche manovra da fare col mio cavallo per andare a piazzarmi in uno di questi buchi. Cioè, C6 sarebbe la cosa migliore, cavallo di 2, C4, C5, C6, per esempio, no? Ok, però intanto arriva un attacco qui sopra. Ok, torre qui. Il cavallo che si sposta per far uscire anche F5, C3, F5. Attenzione che se arriva F4 inizia a essere pericolosa la situazione. Donna qui, F4. Credo che F4. Oh, non ho messo la valutazione. F4. F4 sì, era sicuramente quella. Esatto, la prima scelta del motore, F4. Invece cattura. Il nero ritira, scacco e si prende il pedone. Ritorna. Ok, il bianco ha un pedone di vantaggio e sta giocando in modo molto solido sul materiale. Arriva questa mossa. Ok, adesso purtroppo perde anche la qualità. Qual era la mossa giusta in questo momento, ragazzi? Trovate la mossa migliore in questo momento? Che è donna per torre. Attenzione, questo è un bug mentale che accade a molti giocatori. Diceva, cazzarola, ma così perdo la donna per la torre. Allora tu devi fare il conto alla fine di tutto. Quindi dai la donna per la torre, lui ti mangia la regina e tu gli mangi la regina. Che cosa succede alla fine di tutto questo? Che oltre al cambio di donne che c'è stato, tu hai perso un cavallo, ma lui ha perso una torre. Quindi, quando tu vai con la regina a catturare qui, in realtà stai andando a guadagnare la qualità. Ti faccio vedere. Come siamo rimasti? Io con 2 torri e lui con la torre è un pezzo leggero. Ho guadagnato la qualità. Lo so che è molto più chiaro ed evidente da vedere con cavallo F7 che vinci la qualità, ma anche così vinci la qualità. Anzi, ancora meglio perché vai a diminuire diciamo il numero di pezzi in gioco, quindi diventa più facile per te a gestire il finale. Il bianco non vede questa opportunità, ma ti dico che in tanti non la vedono, e anch'io ce l'ho messa per capirla. Donna in E4, la torre che si sposta da
da questa possibile cattura, ma credo che adesso c'è di peggio perché c'è il matto in 1 che il bianco vede. Vediamo questa partita qui, dove il nostro amico gioca con il nero, una siciliana con cavallo C6 e 6, spinta del pedone, attiviamo sempre la valutazione, siamo a cavallo G4, arrivano 2 attaccanti qui sopra, un altro difensore, D6, sono sicuro che questa roba qui funzioni, alfiere D6, ok, bene, adesso il nero ha un cavallo qui sospeso, attenzione agli attacchi a raggi X, ok, attacco sulla donna, donna E7, probabilmente la posizione migliore, e ritirata strategica al rocco, donna qui, il bianco si prepara per un arrocco lungo, ok, la situazione si è delineata e spesso nella difesa siciliana abbiamo questa situazione, si chiamano arrocchi eterogenei, no? Un re arrocca da un lato della scacchiera, l'altro re arrocca dall'altro lato. Come si giocano queste partite con arrocchi eterogenei? Bisogna spingere il più possibile. Quindi vediamo un po' se chi arriva primo, no? Adesso bisognerebbe andare su a valangare coi pedoni. B6 è un po' troppo timida, perché quello che abbiamo detto è dovresti ora spingere sui pedoni con cattiveria. Cambio dei cavalli e torre qui. Anche il bianco a quanto pare non ha le idee ben chiare, perché quello che dovrebbe fare, ripetiamo, è portare il pedone in G5, l'altro pedone in H5, dare un senso a questo alfiere, che probabilmente in D3 è forse la casella migliore. Alfiere in fianchetto, alfiere in E2, arriva un... Questa, fammela capire questa mossa. Aspetta, fammela capire. Perché il cavallo va in B4 in presa? Perché? Questo è tenuto. Perché questa mossa? Sbagliata, ma non sbagliatissima. Cioè il motore dice che è sbagliata, ma non sbagliatissima. Cosa succede? Cioè qui non cattura il bianco. Cosa succede sulla cattura? Cioè sono... Ah, vabbè, ti cambi un pezzo. Sì, cioè è una di quelle mosse che vai a cambiare dei pezzi. Forse non c'era ancora la motivazione di andare a cambiare. Gioca donna B3 il bianco e ora cavallo per D3, giusto? Cattura, bene. Adesso sì che c'è molto attacco qui sopra, spinta del pedone, cattura con la donna e ora ecco, qui il nero ha un vantaggio di più 4 e se non mi sbaglio scorre un attimo verso la fine, il nero perderà questa partita. Ora, ecco, controllare le partite vinte deve essere una delle vostre maggiori preoccupazioni, cioè una partita vinta è una partita vinta. Ora dovete semplicemente gestire il lato emotivo e dovete giocare bene. Come si porta a casa questa partita senza fare cazzate? Allora, così io non voglio portare rischi, non voglio trovare quella mossa per forza giusta che mi dice il motore, io voglio portarmi a casa questa partita senza rischi. Allora, prima cosa, non andrò mai a catturare il pedone F2, perché se catturo il pedone F2 magari arriva la torre, iniziano ad esserci pressioni su F7, questo pedone fa comodo a me, così come non andrò probabilmente a catturare il pedone H, perché lui mette la torre e inizia a attaccare il mio re. Quindi pedone H, il pedone F, io non li catturerò. Il motore magari dice di catturarli, ma io non li catturerò perché voglio giocare semplice. Metterò con tutta probabilità un alfiere in D5 che attacca la regina, attacca il pedone. Ovviamente su alfiere D5 non può avanzare col pedone, altrimenti perde la donna. E cerco di tenere la posizione molto sul pratico. Metto anche la torre in F8 proprio se voglio essere sicuro al 100%, oppure metto una torre in D e cercherò quando possibile di cambiare le torri. Questo è quello che significa giocare in maniera semplice e non buttare una partita vinta nel gabinetto. Vediamo quale sarà l'errore che porterà il nostro amico a perdere questa partita. G6 va bene, nonostante crea tutte queste case scure deboli, non è un problema perché il bianco non ha cavalli che possono saltare, quindi andarsi a insediare in F6 in H6, non ha alfieri scuri e la regina da sola non può dare scacco matto, cioè non ha alcun supporto. Dovrebbe esserci un pedone che arriva fino ad H6,
La regina che va in G7, scacco matto, ma la vedo dura. Regina qui, torre che raddoppia, fin qui secondo me giocata molto bene. Qui il nero e il bianco va praticamente a chiedere un cambio di pezzi, scacco, ok, cambio di pezzi, giusto? Cambio di pezzi. Voglio capire come ha fatto a perdere questa partita il nero. Ok, la regina che cattura il pedone, io, forse sì, va bene. Forse avrei giocato anche un cambio, cercando il cambio delle donne. Ok, arriva la regina qui che va a attaccare questo punto debole, quindi credo che il bianco cercherà di attaccare quel punto. Alfiere, pedone. Attenzione a questo pedone che se arriva in H6 può diventare pericoloso. Donna che chiede un cambio. Bene. Bene. Si minaccia quasi. No, si minaccia il matto che quasi. Donna qui. Ok, un po' di manovrine, i giocatori non sanno bene come concludere questa partita. Va benissimo. Va bene. Come ha fatto il nero a perdere questa partita? Torre. Va bene. L'unico modo secondo me è l'attacco qui sopra. Cioè il bianco creerà un attacco qui sopra. E infatti l'ha creato. No! Non ci posso credere. Così perde. Ragazzi. No ragazzi. Cioè non è possibile perdere una partita così. Qui gioca torre F8. Gioca quello che vuoi. Torre di 7. Quello che vuoi. Qui andava bene veramente qualsiasi cosa ragazzi. Peccato perdere le partite così. Quindi, come si aumenta di punteggio? Non facendo le cazzate. Cioè, la partita vinta. È chiaro che l'unico modo, lo dicevo già da qualche mossa, l'unico punto che al momento è debole è il pedone F7. Ma perché non torre F8 e poi ci pensiamo dopo? A parte che secondo me c'era il modo per forzare il cambio di qualcosa. Però, ragazzi, non tenete dei punti deboli per troppo tempo, perché poi è il bianco poi lì che è andato a vincere la partita. Noi lì per lì non capiamo perché ha spostato questa donna qui, anche se dietro ogni mossa dell'avversario c'è sempre un significato. A te sembra una mossa del Kaiser, invece la mossa ha senso. E qui niente, finita la partita. Bene, bene. Quindi un po' di suggerimenti l'abbiamo dato al nostro amico, quindi che ha giocato delle belle partite, un occhio in più alla difesa, perché in una partita si era preso matto in ottava traversa e ora si è preso matto in ottava e settima traversa, quindi un occhio in più alla difesa, cerca di tenere sempre una torre in ottava traversa, con la torre in ottava traversa non so se si sarebbe preso il matto, non se lo sarebbe preso perché per esempio, per assurdo, vado qua, non c'è il matto, perché tu vieni qui, io vengo qui e come mi dai scacco matto, puoi darmi scacco, vengo qua, puoi darmi scacco, vengo qua, però non puoi darmi il matto che mi hai dato adesso. Quindi insegnamento d'oro per il nostro amico che potrà essere d'aiuto per tanti altri, cerca di non togliere mai una torre dall'ottava traversa, perché questa ti salva dagli attacchi di matto, ti salva sempre, ok? E tutto qui. Ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento qui sotto, mi fa sempre piacere leggerli. Spolliciate, aiutate l'algoritmo di YouTube a pompare su questi video e a far sì che ne facciamo sempre di nuovi. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!